e mi parrò cominciando a briari e poi ogni canto signava la fini contando l'intacchi di limerrini. E poi è incredibile come noi conosciamo la buona novella in italiano, ma come ti arriva lo stesso, cioè il linguaggio è comprensibilissimo. Ha fatto una traduzione, Francesco, veramente incredibile, perché è fedelissima e nello stesso tempo però ogni parola che è stata ricercata apposta suona perfettamente, perché il suono della parola è importante, l'ha sempre detto, sostenuto anche Fabrizio, insomma. Sciate, sciate a cantoneri, batti e sbatti a re, ogni scruscio di sto legno vola avanti a re, così muovi pittoluri, canzi raglia e teni, e piconza che ti buchi sale a cito e feli. Ma perché farlo soprattutto? La buona novella per me fu una sorta di illuminazione, diciamo, no? Fu un faro che si accese nella confusione di quegli anni e, come scrivo nella nota che è dentro il disco, quelle parole si sono innestate nella mia vita diventandone parte. Sono stato chiamato da Francesco a fare, come lui mi definisce, il ministro degli esteri della buona novella. Quindi, come ministro degli esteri, ho cercato di creare un ponte o un trasporto per l'idea che questa idea meravigliosa di Francesco diventi un teatrale, cosa alla quale stiamo lavorando.